Finalmente siamo riusciti a sbloccare la situazione e a fare il primo passo. Adesso la progettazione è stata assegnata, per cui io mi auguro che nel giro di qualche mese possiamo dare inizio ai lavori come opera pubblica. Dopo 9 anni sembra si stia smuovendo la situazione di Piazza Meschia o Vittorio Veneto. Una storia infinita con parcheggio sotterraneo, con contestazioni alla ditta segnataria dei lavori, cantiere fermo per anni, lamiere d'erba alta all'interno e soprattutto la fuga della clientela delle attività commerciali attorno. Persino la parrocchiale ne ha risentito. Pochissimi gli sposi che hanno sopportato un sagrato dove non si poteva fare nulla, dal lancio del riso alle foto dell'album. Da qualche mese la situazione, come si vede, è migliorata. Via la pannellatura restano però transenne e granigliato, mentre sotto non si può parcheggiare. Il sindaco però è ottimista sui tempi di chiusura del cantiere. Dall'assegnazione ci sarebbe stato la necessità di un lavoro di poco meno di un anno. Diciamo che il prossimo anno a quest'ora festeggeremo tutti insieme in Piazza Meschia. In piazza però la pensano decisamente in maniera diversa. Sembra una barzelletta. Più che soluzione diciamo che è un rattoppo per tenere buona la gente. La fiducia è poca. Siamo un poco speranzosi, questo davvero, perché ci hanno dato tante date, ma in queste date noi non abbiamo visto ancora risultati. Però qualcosa intanto c'è, sono sparite le lamiere. Sicuramente hanno tolto tutto il verde, ma adesso hanno riportato la piazza a quella che era 60 anni fa praticamente.